I giorni 23 e 24 aprile a Padova si terrà il primo congresso regionale dei consulenti del lavoro del Veneto. Un evento molto importante voluto dalla Consulta dei consulenti del lavoro, che è l'organismo composto dai presidenti degli ordini provinciali. Il titolo sarà Ripensare il lavoro. Ripensare il lavoro non è solo un titolo, ma vuole essere anche una sorta di percorso, un percorso che faremo assieme ai nostri ospiti in questi 2 giorni di intenso lavoro. Avremo la possibilità di parlare soprattutto di quelle che sono le nuove prospettive di sviluppo e di lavoro non solo per la nostra categoria, ma in senso generale per il nostro Paese, perché tratteremo il lavoro in senso lato, lavoro subordinato, lavoro autonomo, lavoro d'impresa, lavoro dei giovani e anche lavoro delle donne, insomma il lavoro a 360 gradi. Ripensare il lavoro vuol dire anche parlare di quelle che sono le nuovi sistemi delle relazioni sindacali, un sistema di relazioni che vogliamo vedere e analizzare se riesce a stare al passo con i tempi e soprattutto se riescono a iniziare quel percorso di modernizzazione che tutto il mercato del lavoro sta chiedendo a gran voce. Ripensare il lavoro vuol dire anche entrare nelle dinamiche, dentro le pieghe proprio della riforma del mercato del lavoro. Avremo il ministro Giuliano Poletti come gradito ospite, il quale ci potrà dire il timing di questa riforma. Una parte è già entrata in vigore, un'altra in progress ed altra la stanno ancora pensando, ma avremo la possibilità di capire se questa riforma è nelle condizioni di soddisfare quelle che sono le esigenze reali del mercato del lavoro. Avremo tantissimi ospiti, sia sotto l'aspetto tecnico, cioè gli ospiti della nostra Fondazione Studi, e sia ospiti anche politici. In primis, uno per tutti, nomino il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti, che gentilmente ha accettato il nostro invito. E sarà un'occasione, credo, per noi consulenti del lavoro per fare un appello ai nostri politici che quotidianamente sono chiamati ad operare nelle nostre materie, in materia di lavoro. Probabilmente, se prima di fare le norme avessero l'accortezza di sentire anche il parere tecnico, ripeto tecnico, dei consulenti del lavoro, probabilmente le norme qualche volta nascerebbero un pochino meno zoppe di come sono nate negli ultimi anni.